Risanamento del debito di AEP da 15 milioni a 3,5. Step alla base del percorso di fusione con Castelfranco Patrimonio Servizi, le aziende partecipate del comune che hanno annunciato la conclusione del processo di accorpamento e l'efficientamento dei servizi. Le azioni fatte per il risanamento del debito hanno oggi creato le condizioni perché si possa fondere all'altra azienda partecipata dal comune di Castelfranco Veneto al 100%, che dà servizi di manutenzione piuttosto che servizi cimitariali, piuttosto che di gestione di piscina, insomma fare un'azienda unica, e questo consente di generare delle economie di scala che daranno alla città un braccio operativo più prossimo alle esigenze dei cittadini. Fusione di CPS che si occupa di manutenzioni e AEP che gestisce 500 alloggi popolari, servizi che oggi più che mai risultano di supporto essenziale alle famiglie. L'AIP ha un patrimonio di circa 600 unità immobiliari che fabbisogno costantemente di manutenzione. L'amministrazione, il comune ha 200 chilometri di strade, 9.000 punti luce, e quindi abbiamo un cimitero per ogni frazione, oltre a quello del capoluogo, e abbiamo la gestione dei parcheggi. Accentrare sotto un'unica regia tutti questi servizi credo sia sotto la luce degli occhi di tutti, che produrrà sicuramente un miglioramento della gestione di questi servizi. A dare l'annuncio, oltre al sindaco, il presidente, il direttore AEP.